Buongiorno e bentornati a un nuovo appuntamento con Mattino Verona. Siamo in diretta con voi per parlare del tema del giorno di oggi, che lo ricordiamo è il DPCM che dovrebbe uscire tra oggi e domani, insomma nei prossimi giorni, e la situazione Covid a Verona e in Veneto in particolare. Parliamo infatti di nuove restrizioni con l'arrivo di questo atteso DPCM che dovrebbe appunto andare a inasprire le misure di sicurezza anti-Covid. Parliamo di nuove restrizioni necessarie per contenere l'innalzamento dei contagi che si è verificato soprattutto durante le ultime settimane. Anche per quanto riguarda il Veneto, infatti, si parla di circa 500 nuovi casi al giorno e di 6.088 attualmente positivi. Da mercoledì scorso è già stato introdotto l'obbligo di usare i dispositivi di protezione personale, quindi le mascherine, anche all'aperto, e per quanto riguarda ulteriori inasprimenti, i quotidiani nazionali parlano di chiusura anticipata di bar e ristoranti, uso di mascherine anche per chi fa sport, limitazioni per le feste private e abbassamento della capienza dei mezzi pubblici. Ma per il momento rimangono, come appunto è chiaro, ipotesi, perché si aspettano appunto comunicazioni ufficiali da parte del governo. Per parlare di questo, in particolare della regione del Veneto, siamo in collegamento ora con la consigliera regionale Manuela Lanzarin. Buongiorno. Buongiorno. Allora, dunque, i numeri dei contagi, come abbiamo detto in apertura, sono aumentati e il governo sta cercando di correre ai ripari. Così facendo però ha anche di fatto limitato il potere decisionale delle singole regioni. Stando infatti al DPCM di mercoledì scorso, le regioni possono solamente inasprire ulteriormente le misure di sicurezza già emanate dal governo. Ecco, qual è la posizione della regione su questo punto? Ma allora, intanto mi preme dire che è vero che i numeri sono aumentati, nel senso se noi facciamo la sommatoria dei casi positivi di ieri mattina e ieri sera siamo a 422 nuovi positivi, quindi numeri sicuramente importanti, però bisogna ricordare che l'impatto nella rete ospedaliera, quindi le terapie intensive e le malattie infettive invece sono stabili e non ci preoccupano, mentre nel mese di marzo e di aprile noi monitoravamo soprattutto questi dati, perché erano quelli che ci preoccupavano e ci facevano andare in overbooking, quindi mettevano sotto stress il sistema sanitario. Quindi questa è la situazione, quindi sicuramente molta attenzione, sicuramente i casi aumentano anche perché facciamo molti tamponi, ricordiamoci che anche con l'apertura delle scuole noi andiamo per cerchi concentrici, contatti stretti, contatti occasionali, insomma andiamo effettivamente a testare molte persone, quindi si trovano molte persone che sono positive. Ricordiamo anche che la maggior parte delle persone oggi positive sono asintomatici, circa il 95%, quindi sono a casa senza sintomi e non hanno bisogno appunto di ricovero ospedaliero. Per quanto riguarda invece il rapporto con lo Stato rispetto appunto ai nuovi DPCM, alle nuove linee, la linea è quella che le regioni in Veneto insomma chiede collaborazione e chiede soprattutto di essere ascoltati. Siamo sempre stati e continueremo a essere molto collaborativi perché riteniamo insomma che quando si parla di un'emergenza, di una pandemia, di una situazione di questo tipo bisogna fare gioco di squadra, però le regioni che hanno il polso della situazione e dove la sanità, ricordiamolo, è materia appunto delegata alle regioni, devono essere ascoltate perché probabilmente conoscono i propri sistemi e quindi conoscono anche le proprie situazioni. Certo, assolutamente. Ecco, nel punto stampa di sabato scorso il governatore Zaia ha definito determinante l'uso della mascherina chirurgica e ha anche annunciato che presto arriveranno dei tamponi fai da te. Diciamo che è una notizia che da un lato ha sollevato, diciamo, ha raccolto consensi e dal lato ha sollevato critiche, in particolare dal professor Crisanti, che ha definito questi tamponi fai da te inutili perché non andrebbero nessuna certificazione. Ecco, qual è la vostra posizione? Ma allora, intanto ricostruiamo un attimo cosa succede e cosa è successo. Noi siamo partiti con i tamponi molecolari, il tampone nasofaringeo. All'inizio, voi sapete, il Veneto era una delle regioni che ne faceva più di tutti. Ricordiamoci il caso di Vo, in cui abbiamo deciso, anche contrariamente a quelle che erano le indicazioni dell'OMS, l'Istituto Superiore di Sanità, di testare tutta la popolazione. Però il limite dei tamponi molecolari è che hanno bisogno di un processo di refertazione molto lungo e quindi c'erano molti tempi di attesa che non
potevamo permetterci. Sono subentrati i serologici, quella è la famosa saponetta, che però sappiamo insomma non sono stati utilizzati tantissimi, anche perché insomma c'erano molti falsi positivi e falsi negativi. Sono subentrati, il Veneto è stato il primo, quello dei tamponi rapidi, quelli con antigenici, cosiddetti antigenici appunto con la saponetta per la fluorescenza, che in 15 minuti, 10-15 minuti danno l'esito e sono affidabili al 98%. Oggi li stiamo utilizzando nelle scuole, li abbiamo utilizzato per chi ritornava dalle vacanze e il governo li ha comunque legittimati e validati per l'utilizzo complessivo, tipo nelle scuole, ma comunque in situazioni, proprio perché sono uno strumento molto utile di screening. È chiaro che la diagnosi finale si fa sempre poi col tampone molecolare. L'evoluzione parla di saliva e quindi di un sistema ancora meno impattante, se parliamo soprattutto delle fasce dei bambini, ma penso anche ai disabili. Ho avuto tante mamme che hanno telefonato per dire che non si riusciva a fare al proprio figlio disabile il tampone, quindi farlo rientrare all'interno dei centri diurni o comunque delle strutture, e quindi l'evoluzione continua. Un'altra evoluzione che noi stiamo sperimentando e che abbiamo visto sta andando avanti e sta funzionando anche in altre parti del mondo è quello di un sistema di autodiagnosi. Cosa vuol dire? Vuol dire un tampone molto semplice che la persona può farsi da sé e quindi può capire appunto se il virus c'è, se è positivo oppure se è negativo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire questo che potremmo effettivamente cercare di avere una copertura ancora maggiore e di combattere in maniera molto più forte questo virus. L'importante in questo caso sarà il tracciamento e la registrazione, ossia se una persona che fa l'autodiagnosi e quindi risulta positiva, noi dobbiamo avere subito la registrazione, in modo che questa persona deve essere contattata dal sistema sanitario regionale, dai dipartimenti di prevenzione, per poi procedere a tutte le operazioni di screening dei contatti, della cerchia, di isolamento e quant'altro. Però è l'evoluzione, insomma la storia parla molto chiaro. Io ho raccontato un po' insomma quelle che sono state le evoluzioni e quindi si sta andando molto velocemente. Ricordiamoci che all'inizio, tipo sui test rapidi, c'erano un solo modello, il modello coreano, quello che noi abbiamo provato e sperimentato. Oggi ce ne sono già una ventina di case farmaceutiche, una ventina di tipologie. Questo vuol dire che l'evoluzione fortunatamente scientifica va molto avanti. Certo, assolutamente sì. Ecco, e adesso passiamo invece alla situazione scuole, perché il 3 ottobre è stato introdotto il cosiddetto baby tampone, quindi i bambini che presentano sintomatologia non dovranno essere portati dai genitori a fare il tampone, ma saranno i medici dell'ULSS territoriale, insomma, a recarsi sul posto nell'istituto. Ecco, si sono riscontrati i primi benefici di insomma, di questo sistema. Allora, noi con quell'ordinanza e quel nuovo piano, insomma, abbiamo introdotto tre fattispecie. Uno, l'utilizzo dei test rapidi all'interno delle scuole, test rapidi sia i test antigenici, quelli quindi con il tampone un po' più diciamo tradizionale, quindi più invasivo, ma anche quello soprattutto per i bambini più piccoli con il baby tampone. L'ultima gara ne abbiamo acquistati dell'uno e anche dell'altra. Questo baby tampone è un tampone meno invasivo perché è un tampone sempre naso che comunque non va in profondità e quindi sappiamo insomma quanto importante sia quando parliamo di bambini molto piccoli, e questa è stata la prima cosa che abbiamo introdotto. La seconda cosa che abbiamo introdotto è stata quella di poter andare in classe direttamente a fare i tamponi qualora ci sia un bambino, un ragazzo di quella classe che è risultato positivo. Il sistema sanitario regionale, quindi il Dipartimento di Prevenzione, previa autorizzazione dei genitori, abbiamo già mandato alle scuole appunto il modello per l'autorizzazione preventiva, può andare direttamente quindi il Dipartimento di Prevenzione a fare i tamponi in classe. Questo cosa implica? Implica che non chiudiamo la classe, implica che i genitori non devono andare a prendere i bambini e poi portarli al drive-in oppure al coronavirus point, cioè implica, credo, che il sistema sanitario è un sistema molto più semplice, molto più lineare e che non mette in difficoltà genitori, famiglie e scuola. Ultima cosa che abbiamo previsto è quella che se fatti i tamponi all'interno di quella classe, tutti i tamponi sono negativi e quindi il virus non è minimamente circolato in quella classe, i bambini e quei ragazzi possono continuare a stare a lezione e andare a scuola, quindi non devono fare la quarantena preventiva, e faremo un altro tampone di controllo dopo 8-10 giorni.
Chiaro, chiarissimo. Ecco, chiudiamo poi con una notizia, insomma, da oggi parte la campagna vaccinale per l'influenza in Veneto. Come sarà strutturata quest'anno tenendo conto della pandemia in atto e anche del fatto che alcune farmacie lamentano scarse quantità di dosi? Allora, intanto ricordiamo che quest'anno la campagna vaccinale è una campagna antinfluenzale molto importante perché questo permetterà appunto una copertura generale maggiore della popolazione, soprattutto della popolazione più a rischio, e poi permetterà anche la cosiddetta diagnosi differenziale, nel senso che se una persona ha fatto il vaccino antinfluenzale e poi presenta gli stessi sintomi, possiamo escludere che sia un'influenza di un certo tipo. Il Veneto ha fatto una gara raddoppiando le dosi rispetto all'anno precedente, il 2019, 1.350.000 dosi, questo proprio con l'obiettivo di alzare la percentuale delle persone vaccinate. Ci sono delle categorie che sono le categorie che sono fortemente raccomandate da essere vaccinate e a cui il vaccino è garantito in forma gratuita. Inizieremo da queste categorie che sono le persone over 60 anni, si è abbassata l'età dai 65 ai 60 anni di quest'anno, proprio vista le condizioni e l'emergenza che stiamo vivendo, i bambini da 6 mesi a 6 anni, questa è la novità, le donne in gravidanza e poi tutte le altre persone che hanno determinate patologie e anche gli operatori del sistema sanitario, perché dobbiamo tenere protetti, diciamo così, e immuni tutto il sistema sanitario proprio che deve continuare a funzionare. Inizieremo oggi con la diffusione, insomma sono già stati distribuiti nelle varie USL le dosi di vaccino che a loro volta sono state distribuite presso i medici di medicina di famiglia che stanno organizzando la campagna vaccinale. Per quanto riguarda invece le farmacie, quest'anno è un anno molto particolare, nel senso che tutte le regioni hanno fatto acquisti molto ingenti di vaccini e quindi non ci sono oggi scorte di vaccini in giro. Noi ci siamo impegnati con le farmacie dal 1° novembre a consegnare 30.000 dosi di vaccini, in modo che poi anche le farmacie possono distribuirle a chi non fa parte delle categorie protette ma vuole vaccinarsi e quindi può andare in farmacia ed acquistare il vaccino. E ci siamo impegnati anche ad aumentare queste dosi, arrivare più o meno insomma alle dosi che sono state date l'anno scorso alle farmacie del Veneto, che erano circa 70.000 dosi. Certo, chiaro. Benissimo, allora noi ringraziamo la consigliera Manuela Lanzarin per essere stata con noi questa mattina e averci parlato appunto della situazione Covid in Veneto e anche insomma di quello che ci aspetta nelle prossime settimane con la campagna appunto anti-influenzale. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Benissimo, allora noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento oggi intorno alle 12:30 con il nostro Buongiorno Verona e nuove interviste sul tema del giorno di oggi. Grazie e a tra poco.